Una visita che ha lasciato il segno, la terza ed ultima di Papa Ratzinger a Nord-Est. Era l'inizio di maggio del 2011, il pontefice arrivò il 6 maggio ad Aquileia e il giorno dopo, il 7, a Venezia. Un evento, il suo arrivo in motoscafo in piazza San Marco, accompagnato dal patriarca di allora Angelo Scola, che state vedendo in queste nostre immagini d'archivio. Un giro nella papamobile a salutare la folla e poi l'ingresso in basilica. Il giorno successivo la celebrazione davanti a 200.000 persone al parco di San Giuliano di Mestre, una messa che rimarrà nella storia. È stata l'ultima visita di un papa in Veneto. La prima volta di Benedetto XVI in regione risale al 2006. Un anno dopo l'elezione al soglio pontificio partecipò a Verona al 4° convegno nazionale della Chiesa in Italia. Anche in quell'occasione celebrò una messa allo Stadio Bentegodi davanti a 45.000 fedeli. Meno formale il soggiorno vacanza a Lorenzago di Cadore tra i boschi della montagna bellunese nel 2007, luogo tanto amato dal suo predecessore Giovanni Paolo II. Il Santo Padre non disegnò tra una passeggiata e l'altra di intrattenersi amichevolmente con la gente del luogo e i turisti. Nel 2013 la decisione di rinunciare al ministero petrino, diventando così il Papa emerito, rivoluzionando la concezione stessa del papato. Alle 9:34 dell'ultimo giorno del 2022 Benedetto XVI si è spento nel monastero di Mater Ecclesiae in Vaticano, dove si era ritirato da 9 anni. Le sue condizioni erano peggiorate negli ultimi giorni, ma Papa Ratzinger non ha voluto essere ricoverato in ospedale, ha voluto morire in un'atmosfera di raccoglimento e preghiera. Il 28 dicembre aveva ricevuto l'estrema unzione. I funerali saranno celebrati da Papa Francesco in piazza San Pietro giovedì 5 gennaio alle 9:30. Nel segno della semplicità, come ha dichiarato il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni, esequie solenni ma sobrie, come da richiesta esplicita dello stesso Papa emerito. Da lunedì la sua salma sarà esposta nella Basilica di San Pietro per l'ultimo saluto dei fedeli. L'umile contadino della Vigna del Signore, come si presentò al mondo dopo l'elezione, è stato uno dei più fini teologi della Chiesa cattolica.